La vicenda dei maxi incentivi dati ad alcuni dei funzionari dell'ufficio, alcuni dei dipendenti dell'ufficio tributi, da questo punto di vista invece il Comune di Catania si è chiuso dietro, a nostro avviso, ad una assurda tutela e difesa del diritto di privacy. Noi riteniamo, lo ribadiamo con forza, che quando si tratta di soldi pubblici e quindi di sapere come vengono spesi questi soldi pubblici, non c'è privacy che tiene, soprattutto perché, lo ribadiamo, parliamo di un premio, cioè di un incentivo che è stato dato ad alcuni soggetti. Ecco, noi riteniamo quindi che il Comune di Catania, e questa è la nostra battaglia, debba fare sapere a chi sono andati questi soldi e per quale motivo, per quale ragione. Riteniamo che questo sia fondamentale anche in funzione della volontà di ricostruire un rapporto tra palazzo e piazza, tra gente e politica, perché sempre più spesso i palazzi della politica purtroppo non sono delle case di vetro. Ecco, noi vorremmo che il Comune di Catania possa diventare una casa di vetro, e in questo caso purtroppo però ci siamo trovati di fronte a una risposta che a nostro avviso è stata assurda, che era appunto, ci siamo ritrovati di fronte ad un elenco di nominativi che ci è stato dato, ci è stato consegnato, però i cui nomi e cognomi dei soggetti che erano destinatari di questo incentivo erano del tutto omissati.